Una tragedia scuote Mussumeli, centro montano della provincia di Caltanissetta. Le vittime sono Rosalia Mifsud, 48 anni, conosciuta come Rosi, e sua figlia Monica Di Liberto, di 27. Sono stati i fidanzati di Monica e i vicini di casa ad avvertire i carabinieri che hanno trovato le vittime in un lago di sangue. La donna era in camera da letto, la figlia poco distante, uccise entrambi con 5 colpi di pistola, come stanno ricostruendo i carabinieri di Mussomeli. All'ingresso il corpo senza vita di Michele Noto, 27 anni, accanto la pistola per cui aveva un porto d'armi. Alla fine un ultimo sparo, il suicidio. Non si era rassegnato alla fine di una relazione che viveva di alti e bassi. Per questo motivo l'uomo è andato a casa dell'ex compagna in via Santa Maria Annunziata e l'ha uccisa. Ha sparato pure alla figlia, che era contraria alla relazione, considerata la differenza di età tra Michele, 27 anni, e Rosalia, che ne aveva 48. Probabilmente l'uomo, che lavorava saltuariamente in un'agenzia di pompe funebri, avrebbe atteso il ritorno a casa, spiando dalla sua abitazione poco distante nella stessa via. La donna aveva passato la sera a casa di un'amica dove stava svolgendo dei lavori tessili fino alle 23. In seguito è rientrata nell'abitazione al primo piano anche la figlia. A mezzanotte il gesto dell'uomo. Abbiamo sentito prima 5 spari, raccontano i vicini, poi altri 5 e infine, dopo 10 minuti, un altro solitario colpo. Secondo i vicini che avevano passato la serata con la donna, lei era tranquilla, non si aspettava una visita da parte dell'uomo. La loro relazione andava avanti con diversi problemi, tanto che c'erano state discussioni nell'ultimo periodo. Causa delle liti sarebbe stato il no della relazione della figlia, che lavorava come estetista. Ieri sera, dopo le 23:30, l'epilogo drammatico. L'uomo si è presentato a casa per chiedere l'ennesimo chiarimento, ma questa volta aveva una pistola, che ha subito mostrato facendo fuoco. A scoprire i 3 cadaveri è stato il fidanzato di Monica Di Liberto, insospettito dal silenzio su WhatsApp. Ha capito che stava accadendo qualcosa di terribile nell'abitazione di via Santa Annunziata. Si erano sentiti su WhatsApp, spiegano gli investigatori. La ragazza gli aveva detto della presenza di Noto in casa. Poi le comunicazioni si sono interrotte. Preoccupato per non aver più ricevuto notizie dalla fidanzata, il ragazzo ha contattato il fratello della vittima, un 21enne, e insieme sono corsi nell'appartamento. Nelle camere da letto i corpi senza vita delle 2 donne e di Noto.